Allora, nel corso del Settecento si sviluppa la meccanica di Newton e Galileo, ottiene in un periodo in cui c'è una controversia con una meccanica diversa che è quella dei cartesiani, ottiene una serie di successi per cui si afferma come teoria importante. Il linguaggio matematico che Galileo usava erano le proporzioni e le similitudini tra figure geometriche. Con Newton e con gli sviluppi settecenteschi diventa il linguaggio dell'analisi matematica, delle derivate degli integrali, no? E piano piano quindi si fanno dei procedimenti sia di sviluppo del linguaggio sia di incremento dei dati sperimentali che fanno pensare che la meccanica di Galileo e Newton sia davvero la teoria che regola tutti i fenomeni, una teoria con pretese di spiegazione universale. Quindi nel Settecento cresce l'ottimismo nel fatto che la meccanica di Newton sarà il punto di riferimento per tutti gli sviluppi futuri. Lo dico subito perché poi dopo penso che dovrò accelerare, ma questa idea di una pretesa universale della meccanica classica verrà messa in crisi nell'Ottocento. Con il Novecento, lo vedremo, le due rivoluzioni, le teorie relativistiche e la meccanica quantistica fanno capire che la meccanica classica non va bene, ma non vuol dire che la meccanica classica si butta via. Cioè la crisi con le nuove e grandi scoperte del Novecento mi dice che le pretese universali della meccanica classica sono errate, ma la meccanica classica è un'ottima approssimazione in un dominio di fenomeni di cui ora so dare le caratteristiche, e il dominio di fenomeni sono proprio quelli a scala di grandezza sufficientemente simile alla nostra, i metri, quindi non troppo piccole come gli atomi, forse non troppo grandi come le galassie, va bene, quindi nella scala nostra, e dove le velocità e le energie in gioco sono piccole rispetto a cosa? Beh, la velocità piccola rispetto a quella della luce. Lì noi continuiamo oggi a utilizzare la meccanica classica. Quando io progetto una macchina, un aeroplano, un qualunque oggetto a scala mia, uso la meccanica classica, e anche quando faccio descrizioni di corpi celesti in cui la gravità non è troppo intensa come nel sistema solare, uso la meccanica classica. Quindi questo vuol dire che io ho capito che non è la teoria che mi aspettavo con pretese di spiegare tutto, e che se estendo molto i domini la teoria più fondamentale oggi è quella che usa relatività e meccanica quantistica. Nell'Ottocento succedono due cose. Nel versante matematico si scoprono nuove geometrie. Non esiste solo la geometria euclidea, che sembrava essere quella normale, esistono delle geometrie diverse. I nomi ve li ho messi lì, ma ora non insisto, non vi voglio fare una storia di questo, poi mi pare che qualcuno l'anno scorso ne abbia parlato. Comunque Gauss, Bolyai, Lobachevsky sono i nomi a cui si lega l'idea che quel famoso postulato che sembrava caratterizzare le geometrie euclidee, e che però sembrava talmente evidente da non dover essere un assioma ma essere ricavabile, e cioè che da un punto fuori di una retta passa una sola retta parallela alla retta data, o che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, in realtà non è vero, non è necessario. Esistono geometrie, questa è una geometria iperbolica, dove ci sono infinite parallele a una retta data passante per un punto, e dove vedete i triangoli hanno una somma degli angoli interni che è minore di 180 gradi, e nel caso invece di quella sferica non esiste nessuna parallela a una retta data. Le rette in questa geometria sono i cerchi che passano dai poli, nessuna parallela alla retta data passante per un punto esterno ad essa, e la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di 180 gradi. Questa scoperta che c'è la possibilità di caratterizzare la geometria in modo diverso da quello euclideo, in un primo momento viene considerata la solita astrazione, per non usare termini più idiozia, appunto, l'aveva usata Gauss, dice: io non ho comunicato sta roba perché avevo paura delle stride dei deoti, no? E dei matematici, quindi sì, vabbè, i matematici fanno tante cose, non servono a nulla, hanno inventato due geometrie diverse, ma che problema c'è? In realtà piano piano ci si accorge nella seconda metà dell'Ottocento che queste geometrie potrebbero avere un significato fisico, e forse il mondo in cui viviamo non ha una geometria banale come quella che noi percepiamo a nostra scala, ma se si va nell'ultra piccolo, nell'ultra grande, come diceva Riemann, può darsi che le geometrie cambino, le caratterizzazioni geometriche del mondo cambino. Questa è una prima rivoluzione, e poi ce ne sono varie altre che qui ho elencato velocemente, che riguardano alcuni sviluppi
che mettono in crisi appunto l'idea che la meccanica classica funzioni dappertutto. Uno riguarda gli sviluppi nell'ambito dei fenomeni termici. Nel 1850-51 nasce, direi quasi in poco tempo, quella che va sotto il nome di termodinamica, la dinamica che riguarda processi in cui è coinvolta la nozione di temperatura. E lì nella termodinamica c'è un principio generale di conservazione di energia, vabbè, questo si può anche intendere nella meccanica classica, ma c'è un secondo principio che mi dice che c'è una direzionalità dei processi macroscopici. Ci sono processi che sembrano avere una freccia nel tempo. Quando appunto io faccio cascare un bicchiere di vetro, questo si rompe. Io non ho mai visto un bicchiere che si ricompone e ritorna sul tavolo. Quando brucio del legno per far andare una macchina a vapore, il fumo esce in una certa direzione. Non ho mai visto il vapore ricondensarsi e riformare un pezzo di legno. La cosa più banale che oggi si fa con un filmino, se io guardo un oggetto che compie un moto parabolico e lo giro il filmato, ora si può fare, all'epoca non si faceva, se io ve lo faccio vedere con la pallina che va dalla vostra sinistra alla vostra destra, fa così, o ve lo faccio girare dall'altra parte, voi mi dite processo fisico che vale, cioè vale sia che gira da una parte che dall'altra, sia che il tempo scorra così o così, va bene, uno potrebbe... Cioè, questi processi qui sono processi meccanici in cui è irrilevante la direzione del tempo. Invece se io vi faccio vedere una locomotiva che va, esce il fumo dalla caldaia e ve la faccio vedere con il fumo che esce o col fumo che rientra e ricostituisce il legno, voi dite no, ma stai facendo girare il filmato in senso opposto. Allora la domanda che si posero quando si accorsero di questo, il secondo principio della termodinamica, il cosiddetto principio in cui si sancisce che in un sistema isolato l'entropia non può che aumentare, allora dice com'è che io, se penso che gli oggetti siano fatti da tanti corpuscoli materiali che rispondono a delle leggi tipo quelle della meccanica, che quindi sono irrilevante per loro la direzione del tempo, sono come si dice reversibili temporalmente, com'è che a un certo punto, quando sono abbastanza complessi, viene fuori che non c'è più reversibilità, si perde questo e c'è una freccia temporale in qualche modo che emerge da questi processi. Questo è un problema, cioè la meccanica classica non ha dentro di sé gli strumenti, un problema che fa sì che piano piano l'uso della probabilità, il domandarsi che cosa vuol dire avere delle leggi deterministiche invarianti nella direzione del tempo, tutte queste cose che poi diventeranno importanti nel corso del Novecento, si comincino a considerare. L'altro settore importante di sviluppo è quello dei campi elettromagnetici. Si scopre che elettricità, magnetismo e ottica in realtà non sono tre settori come fino all'epoca erano stati considerati diversi, ma sono unificati in un'unica teoria, quella di Maxwell, 1864, non quello che c'è scritto in rete 1873, perché quello è una data sbagliata, è la data del suo trattato, ma le equazioni le ha trovate prima, e questa teoria dei campi elettromagnetici ha un altro problema ancora, che vedremo tra un attimo, e che comunque posso dirvi immediatamente: se voi utilizzate la relatività che vi ho detto, cioè l'invarianza delle leggi classiche, una cosa che trovate subito e che percepite tutti i giorni quando andate in macchina o anche a piedi correndo, se una macchina vi viene incontro, la velocità vostra e quella della macchina si sommano. Quindi dal vostro punto di vista la persona o la macchina che vi sta venendo incontro ha una velocità che è la vostra più quell'altra, quindi viene veloce. Oppure se una macchina vi supera, la velocità che voi percepite è la vostra velocità meno quella della macchina, o meglio, se vi supera è la velocità della macchina meno quella vostra, quindi vedete la macchina andare per esempio a 10 all'ora, anche se state andando tutte e due a 200 all'ora, ma voi a 200 e lui a 210, la macchina vi passa a 10 all'ora. Questa semplicissima e intuitiva legge di composizione della velocità nel caso elettromagnetico non vale più. E allora dice, cos'è sbagliato? È sbagliato la teoria del campo elettromagnetico o è sbagliata la meccanica classica? La meccanica classica però è la teoria universale di cui disponiamo, quindi insomma, prima di metterla tra parentesi bisogna pensarci. Questo è il secondo campo. E il terzo campo da cui vengono inclinature nell'ambito della descrizione della meccanica classica riguarda una serie di scoperte, in cui per l'appunto quello che viene alla ribalta è la discretizzazione rispetto alla continuità delle grandezze fisiche. Uno è il campo della spettroscopia.
classicamente se io do un sacco di energia via via crescente a una certa massa, mi aspetto che la massa l'assorba e la riemetta con continuità. E questo è normale in meccanica classica. E per l'appunto invece, prendendo gli elementi della tavola periodica, non li presero all'inizio tutti perché non ce l'aveva neppure, ma il sodio per esempio, si accorsero che ogni elemento assorbe ed emette energia solo in determinate frequenze, solo per certi colori. Ogni elemento della tavola periodica è caratterizzabile per i colori che emette, ha una carta d'identità che sono i colori del suo spettro, che è il tipo di luce che assorbe o emette quando è riscaldato, quando è eccitato in qualche modo. E questo non si spiega classicamente. Insieme a questo ci sono un'altra serie di effetti, in particolare alcune scoperte che vengono fatte nell'ambito delle scariche elettriche nei gas rarefatti, i raggi catodici, quelli che per quelli della mia generazione, ma non per i ragazzi di oggi, erano i normali tubi della televisione, fasci di elettroni, noi sappiamo, che venivano modulati dai campi elettrici e riproducevano le immagini in movimento sullo schermo. Bene, lo studio dei raggi catodici è la prima evidenza che non si capisce in un fenomeno se questo è un'onda o un corpuscolo. Lo studio della radiazione catodica dà luogo a 3 scoperte fondamentali che inaugurano la fisica del XX secolo. Una scoperta del tutto casuale fatta da Röntgen nel dicembre del 1895, i raggi X. Si accorge che questi fasci di elettroni, non lo sapevano ancora che ha detto di questi raggi nel nulla, nel vuoto, va bene, urtando sul vetro, o meglio su una piccola finestra di materiale metallico, non solo escono loro, ma esce qualche altra roba, una radiazione di cui non sa dare spiegazione, quindi la chiama radiazione X. Di lì a poco si scopre che i raggi X sono effettivamente radiazioni elettromagnetiche, però di altissima frequenza, quindi non nello spettro visivo. Poi si scopre la radioattività. Sempre in quell'ambito lì, l'anno dopo, 1896, Becquerel scopre che ci sono sali di uranio, che emettono radiazioni. Becquerel era appartenente a una famiglia di lunga tradizione di studio delle fluorescenze e fosforescenze, all'epoca non si faceva distinzione tra i processi. Allora dice, quando noi prendiamo questa radiazione, questa scarica elettrica nel vuoto, quello che ci accorgiamo è che quando il vuoto è molto spinto, il tubo è tutto nero e c'è una specie di fluorescenza dalla parte opposta del polo negativo del catodo. Allora dice, siccome io sono esperto di fluorescenza, questa è una fluorescenza che io provoco accendendo l'alimentatore, ma se io cerco la stessa fluorescenza in natura, c'è? Per caso si imbatte nei sali di uranio e scopre che quella stessa fluorescenza c'è, quindi ci sono raggi catodici naturali oltre che artificiali, ma c'è anche molta altra roba. E anche quella è una cosa che classicamente non si capisce. Ed infine quello che si scopre, 1897, quindi l'anno dopo ancora, si scopre l'elettrone. Quella che all'epoca viene considerata la particella elementare unica che costituisce tutto il mondo, tutti gli elementi, tutta la materia di cui è fatto l'universo. Thomson è convinto che questa particella che lui ha scoperto, che è la componente, cioè quella che noi chiamiamo oggi elettroni, della radiazione catodica, avendo una massa 1000 volte, l'ordine di grandezza 1000 volte più piccola del più piccolo atomo conosciuto, cioè dell'atomo di idrogeno, non può che essere una parte di un atomo. E quindi quello che era stato chiamato atomo, cioè oggetto non ulteriormente segmentabile, in realtà ha queste cariche piccoline che lo compongono. Ecco, tutte queste serie di scoperte che avvengono in accelerazione verso la fine dell'Ottocento danno l'idea che c'è qualcosa che non funziona nella meccanica classica. E la prima cosa che invece vi sottolineo è per quale ragione si sentì la necessità di superare la relatività galileiana. Appunto, la cosa che vi avevo detto, classicamente io quello che vedo è che se vedo una macchina arrivare, la velocità con cui la vedo arrivare è la somma di velocità. Nel caso dell'onda luminosa, se io vedo arrivare un'onda a velocità c e sto andando a velocità v contro quell'onda, la velocità che vedo non è c più v, ma è sempre c.
E se un'onda se potessi stare a cavallo di un fotone, a cavallo di un neutrino, non so cosa potrebbe succedere oggi, si succede tante volte, no? Però se stessi a cavallo di un fotone e ci fosse un mio amico che viene a cavallo di un fotone contro di me, io non vedrei lui arrivare verso di me con velocità doppia della luce, cioè 2c, ma lo vedrei sempre arrivare con velocità c. Questo è strano. Allora, proprio per risolvere anche questo problema, Einstein nel 1905 propone questo articolo fondamentale, che è la relatività ristretta, che dice che tratta dell'elettrodinamica dei corpi in movimento. E dice, guardate, con un articoletto, ragazzotto di 27 anni, però libero da una serie di inerzie culturali che venivano dalla tradizione ottocentesca, dice no, la meccanica classica non è più la teoria fondamentale, non è più quella universale, c'è una teoria più fondamentale che è l'elettromagnetismo. E io vi spiego perché la relatività va cambiata, perché l'elettromagnetismo diventa la teoria più importante che abbiamo e la meccanica classica diventa una teoria approssimata, è una buona approssimazione in un certo contesto. Dice, guardate, se noi invece di prendere le trasformazioni che ci danno luogo a questo, prendiamo delle trasformazioni che erano già state trovate da altre persone prima, Lorentz, Poincaré, e le interpretiamo per quello che sono, e cioè che i tempi cambiano da un sistema di riferimento all'altro, insomma tutta una serie, quindi diamo un'interpretazione delle nozioni di spazio e tempo in una nuova geometria, allora la somma delle velocità viene questa roba qua. Non è più quella. Allora, questo è un modo per dire che C più C è uguale a C. Perché se voi mettete C qui e C qui, viene 2 volte C. E se mettete 1 più C qui e C quadro, viene C quadro su C quadro fa 1, quindi 2 volte C fratto 2. Quindi C più C fa C. Va bene? Se invece siete a velocità molto piccole rispetto a questa, cioè rispetto alla velocità della luce, questo termine ha un numeratore molto piccolo, C è enorme, 300.000 km al secondo, quindi qui metteteci pure 1000 km al secondo, ma non è niente. Questo diventa praticamente 0 e ritrovate la somma delle velocità di Galileo. Però se andate a velocità molto grandi, C più C fa C. Va bene? E questa era l'idea forte che poteva essere proposta solo da chi veramente poteva fare questo salto e dire, guardate, abbiamo considerato per secoli la teoria di Newton e di Galileo come la teoria universale, no, questa è una buona teoria ma in un ambito distretto di fenomeni, quindi è un'ottima approssimazione in quell'ambito, ma fuori non vale più. La teoria più generale viene a essere l'elettromagnetismo.